Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti in diretta, nuovo appuntamento con Linea Rovente e i fatti del giorno. Oggi 15 marzo, giornata mondiale dei disturbi alimentari. Noi ovviamente non potevamo non parlare di alimentazione e di diete in particolare, focalizzandoci però sull'aspetto di sfatare i falsi miti. E lo facciamo in compagnia di un professionista, con il dottor Daniele Basta, nutrizionista, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Benvenuto dottore. Allora, lo dicevamo appunto, oggi giornata mondiale dei disturbi dell'alimentazione, tutto parte appunto dalla mancata conoscenza di una corretta alimentazione, perché ovviamente i disturbi che poi sfociano in quelli che solitamente conosciamo di più, che possono essere anoressia, bulimia o anche la stessa obesità, partono necessariamente però da una cattiva conoscenza, da un cattivo rapporto che oltre 3 milioni di italiani hanno con il cibo. Sì, sicuramente la mancata informazione riguardo il mondo dell'alimentazione oggi è tanta e a tutto ciò si aggiunge anche il mondo della disinformazione attraverso il web, attraverso i social media, che purtroppo vanno ad aggravare questo problema. C'è da dire comunque, ecco, una premessa. Comunque si tratta di disturbi del comportamento alimentare che comunque hanno una base genetica e comunque sono influenzati non solo da fattori ambientali nelle scelte, diciamo, nutrizionali, nel senso che comunque è un ambito anche molto delicato dal punto di vista psicologico. Dietro questi disturbi del comportamento alimentare spesso ci sono condizioni come depressione, ansia e altre problematiche, con ovviamente il riversamento delle problematiche poi sulle scelte alimentari sbagliate. Si vede il cibo come nemico e tutto ciò poi, ecco, porta a conseguenze drastiche non solo dal punto di vista fisico, quindi sulla salute, ma anche da un punto di vista psicosociale. Sì, di certo, ecco, c'è bisogno di un supporto appunto di un professionista, in questo caso appunto di uno psicologo, che segua poi il paziente che soffre di disturbi alimentari, ma c'è poi necessità anche di rieducare il paziente rispetto appunto all'approccio con il cibo e a imparare nuovamente ad alimentarsi. Esatto, si tratta più che altro in questi casi di un approccio multidisciplinare. Oltre al medico interviene poi ovviamente lo psicologo, serve anche un preparatore fisico e anche un nutrizionista, appunto, per rieducare l'organismo a una sana alimentazione. Ecco dottore, è evidente che il nostro argomento di oggi ha suscitato immediatamente l'interesse dei nostri telespettatori. Abbiamo già una telefonata in linea, pronto? Sì, buongiorno, sono Francesco, chiamo da Vibo. Buongiorno Francesco, ci dica tutto. Buongiorno. No, io ho sentito un pochettino questo inizio di intervista, sono un paziente del dottor Basta e devo dire che effettivamente è vero. Diciamo che, come si suol dire, la mia vita è completamente cambiata, ecco, in meglio. Dopo essere andato dal dottore, mi è stato fatto un piano alimentare e devo dire con ottimi risultati, sia dal punto di vista del peso. In quasi 5-6 settimane ho perso 10 kg, e sia dal punto di vista proprio della salute. Ho cambiato del tutto l'alimentazione. Prima mangiavo solo carne, molti dolciumi, ecco, e adesso invece tramite questo programma alimentare fattomi dal dottore mangio bene e non sento fame, ecco. Ecco Francesco, al di là della mia sana invidia per i suoi risultati, perché insomma poi privatamente, dottore, a questo punto faremo un discorso, volevo chiederle,
Le ha comportato dei sacrifici? Perché io penso che inizialmente comunque forse delle privazioni, che poi ovviamente portano dei risultati così notevoli, possano anche psicologicamente creare un po' magari di timore in lei in questo caso, comunque nel paziente che decide di sottoporsi a un regime alimentare diverso. Sì, diciamo che l'unico sacrificio, che comunque è soggettivo perché io sono molto goloso, ecco. L'unico sacrificio è stato eliminare appunto i dolciumi, le torte, il classico tiramisù, ecco. Però dal punto di vista proprio del pranzo, della cena, ecco, io sin dall'inizio non ho mai sentito fame una volta finito di mangiare, ecco. Quindi mi sono trovato benissimo. E lei ovviamente sta proseguendo adesso su questa scia con tranquillità, senza più nessun problema. Ha imparato quindi a mangiare bene? Sì, assolutamente, anche perché anche se volessi mangiare di più, devo dire la verità, ormai non ce la faccio più a mangiare come prima, ecco. Perfetto, mi perdoni, forse l'ho detto ma non sono stata sufficientemente attenta io. Da quanto tempo sta seguendo questo nuovo regime alimentare? Da 5-6 settimane più o meno, giorno più, giorno meno, ecco. Quindi siamo diciamo praticamente all'inizio, però complimenti, continui così, magari la monitoreremo insieme anche noi come trasmissione, così se dovesse essere necessario sarà uno sprone ulteriore a proseguire, visto che i risultati sono così evidenti. Grazie. Un saluto a voi e al dottore. Grazie. Grazie a lei per la testimonianza. Noi aspettiamo altre telefonate, ovviamente anche qualora insomma, i telespettatori all'ascolto volessero fare proprio delle domande al dottore, perché insomma 10 kg in 5 settimane per me non è un problema rinunciare ai dolci, non ne sono particolarmente ghiotta però. Diciamo che poi ecco, spesso l'errore di oggi è quello di associare la parola dieta a sacrificio, a privazione, a tempo limitato. Si pensa a dieta, dici allora, faccio una dieta per 1 mese, 2 mesi, perdo il peso, poi sto bene, posso ricominciare a mangiare come prima. Invece dieta, nell'accezione greca del termine, quella appunto che gli antichi davano a questa parola, significa più che altro abitudini alimentari sane, non solo dal punto di vista alimentare, ma anche da un punto di vista di una pratica regolare dell'attività fisica, quindi non significa stare seduti sul divano la maggior parte del tempo, ma significa anche muoversi. In tutto ciò, ovviamente, le scelte alimentari consapevoli sono alla base per mantenere un peso in salute. Oggi invece la parola dieta ha tutt'altro significato, viene associata, ripeto, a sacrificio e privazione. Invece occorre un radicale cambiamento delle proprie abitudini alimentari, occorre maggiore informazione e maggiore consapevolezza su quello che, ecco, sul cibo, sugli alimenti. Quando andiamo a fare la spesa basta soffermarsi 5 minuti in più anche a leggere le etichette, gli ingredienti sul retro di un prodotto per vedere effettivamente cosa stiamo mettendo nel carrello. Dobbiamo imparare a contare le calorie, insomma. Non si tratta di contare le calorie, ma si tratta più che altro di capire e di discernere i nutrienti all'interno degli alimenti, nel senso come è fatto un alimento, che grado di processazione ha, quali sono gli ingredienti industriali che sono stati aggiunti a quell'alimento. Entriamo nello specifico fra poco perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Salve, buongiorno, io mi chiamo Alessandra, sono nome seguita bellissimo, devo dire. Non ho capito, chiedo scusa. Ho detto nome bellissimo, portiamo lo stesso nome, e quindi sono di parte. Infatti vedo che anche la conduttrice ha il mio stesso nome, quindi le faccio anch'io complimenti, faccio i complimenti a chi le ha dato questo nome perché anche a me piace molto. Volevo intervenire perché sono felicissima di vedere in TV il mio nutrizionista, è una persona speciale perché ho sentito che lui lo sa comunque quello che io penso di lui perché glielo dico sempre.
ho sentito che si parlava di alimentazione, di problemi di ansia, di depressione. Ecco, io se posso vorrei raccontare brevemente la mia esperienza. Assolutamente, deve. Io vengo da purtroppo anni difficili, varie vicende della mia vita mi hanno portato ad avere problemi di ansia forti, per i quali ho dovuto necessariamente anche seguire delle cure mediche. Sono stati anni difficili anche perché ho accumulato molto peso, quindi negli ultimi tempi ero quasi abituata all'idea che non avrei più ripreso la mia vecchia linea, diciamo. Non era un granché, ma sicuramente non aveva la zavorra di tutti quei chili che invece ultimamente io mi portavo dietro e che mi avevano condizionato notevolmente la vita quotidiana. Grazie al mio medico di famiglia io ho conosciuto il dottore Basta, che non solo mi ha aiutato tanto dal punto di vista psicologico, perché mi ha dato una carica enorme, e anche nei momenti in cui io pensavo di non farcela, o meglio, fin dall'inizio che sono andata da lui pensando di non farcela, lui non solo mi ha fatto capire che ce l'avrei fatta, ma mi ha accompagnato, guidato con i suoi consigli. E non solo ho perso da giugno dello scorso anno quasi 25 kg, se non di più, perché adesso io non mi peso da qualche giorno, io mi peso solo quando vado da lui. E questo penso che sia un altro dei trucchi io ho imparato cosa significa riprendere in mano la propria vita, godere la vita e godere anche del cibo, perché per esempio ho capito che la vita sedentaria innanzitutto si deve lasciare alle spalle, anche una semplice passeggiata va fatta tutti i giorni, anche salire e scendere le scale aiuta, semplicemente osservare quello che si ha in casa, tutti gli alimenti che in genere compriamo, tutti compriamo, dalla farina alla pasta al pane, che ormai purtroppo sono alimenti che vengono processati, vengono fatti con farine troppo raffinate. Ecco, semplici accorgimenti, cominciare dal comprare per esempio pasta, pane, farine, riso integrali, cominciare a fare un consumo maggiore. È diventata un'esperta Alessandra, lei. Ormai non parlo perché... la sua fan numero uno, infatti ho consigliato il dottore Basta alle mie amiche, anche loro sono felicissime. Ho imparato che la priorità devono averla le fibre tutti i giorni, quindi fibre presenti nella verdura, nei cereali, nei legumi. Alessandra, mi perdoni se la interrompo, vorrei farle una domanda. Lei ha applicato questo regime alimentare a tutta la sua famiglia o lo segue solo lei? Allora, sto piano piano cercando di far entrare in questo mio vortice, diciamo così, anche il resto della famiglia. Diciamo che ci sto riuscendo, perché innanzitutto consumiamo riso integrale tutti, mentre prima invece si comprava il riso normale, anzi anche a volte quello che viene pure precedentemente bollito, eccetera. No, adesso compriamo solo quello integrale e lo consumiamo tutti. Il pane integrale, anche chi ne può fare un uso maggiore rispetto a me. Diciamo, le abitudini alimentari della famiglia, entrando in un'ottica diversa, proprio perché grazie alla conoscenza... Come no? I legumi sono diventati presenti almeno 2 o 3 volte alla settimana per tutti in famiglia. E credo che non ne abbia rimesso né in qualità né tantomeno in tradizioni, perché poi insomma noi soprattutto calabresi siamo legati alle tradizioni e ai nostri piatti tipici. Infatti, sì. Io cerco di soddisfare anche i gusti del loro palato, però ecco, dei paletti li ho messi, nel senso che quando io mangio legumi li mangiano tutti, quindi 2 volte alla settimana i legumi li mangiamo tutti. Cerchiamo quindi di mangiare, io la pasta la mangio attualmente ancora, perché devo ancora perdere un po' di peso, la mangio 1 volta alla settimana, però quando la mangiamo è pasta integrale,
Se preparo qualcosa anche per loro, anche delle torte fatte in casa, delle crostate, la farina è quella integrale, il burro non esiste più, non esiste dei piccoli assolutamente. accorgimenti che però le hanno consentito di raggiungere l'obiettivo. Io la ringrazio Alessandra per la sua Ci testimonianza. mancherebbe. Un saluto affettuosissimo al dottore Basta. Grazie, grazie. Grazie. E complimenti anche per la trasmissione. Grazie mille, una buona giornata e continui così. Dottore Basta, dicevamo appunto che bisogna imparare a mangiare sano, ma soprattutto, lo stiamo sentendo anche dalle testimonianze, entrare nell'ottica della perseveranza. Esatto, si tratta di un vero e proprio cambiamento delle proprie abitudini alimentari. Io ringrazio la signora Alessandra, mi ha tolto le parole di bocca praticamente, perché purtroppo il fatto è che noi abbiamo creato negli ultimi anni una società fondata sull'esatto opposto delle nostre esigenze energetiche, che voglio dire che da una parte noi abbiamo la disponibilità 24 ore su 24 di cibo processato, alimenti comunque non salutari, ricchi di zuccheri, ricchi di grassi, ricchi di, soprattutto quelli parzialmente idrogenati, i famosi grassi trans, ricchi di sodio, di sale. E dall'altra abbiamo creato una società sedentaria, nel senso praticamente utilizziamo la macchina per andare dappertutto, soprattutto in questi giorni, voglio dire, la città è bloccata. Siamo tutti disperati, non siamo abituati a camminare, a fare un po' di movimento, invece sarebbe necessario. Esatto, la maggior parte delle ore la si passa da seduti, nemmeno stando in piedi, ma da seduti, il che significa avere un bilancio energetico a fine giornata del tutto positivo, nel senso che sono di più le calorie introdotte rispetto a quelle spese. Ovviamente a lungo andare tutto ciò porta a uno spiacevole aumento di peso, che non si riversa solamente in una questione estetica. L'aumento di peso, soprattutto l'aumento di massa grassa a lungo andare, è anche un fattore di rischio per le patologie croniche moderne, le cardiopatie, tumori, diabete di tipo 2, patologie neurodegenerative. Quindi tutto ciò ovviamente è importante. Bisogna cambiare radicalmente le proprie abitudini alimentari, per poi anche e soprattutto per la prevenzione, ecco, per prevenire determinate patologie croniche. Mi veniva in mente, mentre lei ovviamente ci spiegava queste importanti abitudini da acquisire, noi lo sa, insomma, in Calabria siamo abituati ad un determinato regime alimentare fatto anche di tradizioni. Quando magari qualcuno di noi, me compresa, inizia una dieta, poi c'è inevitabilmente, adesso si avvicina al di là insomma, di San Giuseppe, quindi le famose zeppole, nessi e connessi, c'è Pasqua. E quando c'è il pranzo con la famiglia, dove c'è la mamma piuttosto che la nonna, che chissà per quale motivo ti vede sempre sciupato, quindi ti dice mangia nonna, ci hanno sempre detto mangia che cresci, non ci hanno mai specificato che si crescesse in larghezza. O cosa mangiare, ecco, più che altro. Ti portano, cioè noi abbiamo questa abitudine che il pranzo di Pasqua, ad esempio, debba essere fatto da tantissime portate ipercaloriche una più dell'altra. Cioè, sì. È possibile che non si riesca a cambiare questa abitudine di riuscire a cucinare in una maniera sana, anche in termini proprio di grassi, cioè l'olio che... Sì, ma in realtà ecco, non è il pranzo di Pasqua che fa aumentare di peso, piuttosto è l'insieme di tutti i pasti che vengono fatti durante l'arco dell'anno, e quindi sono tutti, ecco, non è che è un giorno che può fare la differenza, anzi ci sono studi... Io che sono a dieta e il giorno di magari di Pasqua piuttosto che Pasquetta mi ingozzo, sì, mando a monte un sacrificio di mesi? Esatto, però no, non è vero, cioè nel senso, basta, ecco, sì, esatto, bisogna ovviamente mangiare un po' di tutto ma con moderazione. Ovviamente se io so che mangerò tanto, un po' di più rispetto al solito al pranzo di Pasqua, il pomeriggio andrò a fare una bella camminata, va bene, un po' più lunga rispetto al solito, quindi cercherò di spendere un pochino più di energia. Anche, ecco,
tutte queste azioni, questa acquisizione della consapevolezza alimentare, del dispendio energetico, sono tutti fattori ovviamente che incidono nel mantenimento di un peso in salute. Anche quando ecco, si sta cercando di perdere peso, è importante educare l'organismo e bilanciare il tutto. Nessuno ci sta dicendo che non possiamo mangiare ecco, una zeppola, però ecco, l'importante è contestualizzarla in un regime alimentare specifico. Quindi niente sensi di colpa per la zeppola. Assolutamente, assolutamente no. Magari poi ovviamente con la scusa della fiera magari si cammina anche un po' di più. Assolutamente sì. C'è un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto? Benvenuta in diretta a Linea Rovente, con chi parliamo? Buongiorno, sono Isabella Pungitore. Buongiorno Isabella, ci racconta la sua esperienza o vuole fare una domanda al dottore Basta? Mi dica. No, posso raccontare una mia esperienza. Sì, prego. Io personalmente mi sono rivolta a lui circa un anno fa perché avevo un cuginetto in forte sovrappeso. Ho guardato un po' le varie figure professionali e lui mi ha fatto subito le ha ispirato fiducia? Diciamo che mi ha ispirato fiducia. In effetti è stato così perché intervenire con un bambino ci vuole un determinato tatto e una bravura, perché poi a quell'età, l'età di 12 anni, dove le merendine, i calzoni fritti che mangiano adesso i bambini è un po' particolare, quindi intervenire con un ragazzino è un po' complicato. A casa ci avevamo provato, non ci siamo riusciti, e l'onore è stato del dottore Daniele, che è stato bravissimo, perché è riuscito a fargli perdere circa 12 kg senza creare nessun problema a livello psicologico a Simone, ecco. E quindi questo è sicuramente fondamentale, ma adesso quindi lui è rientrato in un regime alimentare normale e non cerca più quello che cercava qualche tempo fa? No, è che noi ci siamo trovati così bene e che comunque stiamo continuando a seguire l'alimentazione del dottore. Ci siamo rivolti a lui anche il resto della famiglia e addirittura anche alcuni amichetti di Simone, pur non essendo di Cosenza, perché noi siamo di Lamezia, si sono invogliati e sono voluti andare a seguire, cioè a parlare con il dottore, e anche questi ragazzi sono riusciti ad avere dei i benefici risultati che ha avuto Simone. Quindi veramente abbiamo cambiato il nostro stile di vita grazie a lui. Grazie per averci chiamato Isabella e complimenti ovviamente perché secondo me ci vuole anche coraggio, dottore Basta, soprattutto quando si tratta ecco, di intervenire su degli adolescenti o comunque insomma dei ragazzi così giovani, proprio perché a volte anche le famiglie, insomma, è colpa anche un po' nostra di genitori, no? È più facile dare la merendina a un ragazzo. Ricordiamo che oggi stiamo vivendo i più alti tassi di obesità infantile. Ma soprattutto nel meridione rispetto al settentrione, ma tutto ciò parte sicuramente dalle scelte dei genitori. Il contesto familiare è importante e ovviamente anche per quanto riguarda ciò che i genitori portano in tavola influenza molto la scelta del bambino. Senza, ecco, devo aggiungere anche che in tutto ciò è importante l'educazione alimentare nelle scuole, perché spesso oggi, ecco, quando io parlavo di disponibilità 24 ore su 24 di cibi processati, di merendine, di tutti questi alimenti non salutari, ecco, anche all'interno delle scuole. Oggi
in molte mense notiamo come ci sia, ecco, vengano vendute queste merendine che spesso vengono utilizzate come snack, le patatine snack, la pizzetta o il panino con l'insaccato. E purtroppo a lungo andare, ecco, che succede? Che i nostri figli aumentano insieme al di lievito peso, presente. ma non solo, oggi si assiste anche a bambini con situazioni di prediabete o addirittura di ipertensione, quindi per l'eccesso di sodio che viene introdotto con l'alimentazione attraverso un abuso di questi alimenti processati. Allora, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, è già trascorsa mezz'ora, non ce ne siamo neanche accorti, dottore, fra poco ritorniamo e andremo a sfatare quei falsi miti di cui vi parlavamo all'inizio. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nuovamente insieme siamo con il dottor Daniele Basta, parliamo di nutrizione, parliamo appunto di diete, cerchiamo di sfatare quelli che sono soprattutto i falsi miti riguardo a quelle che sono le diete lampo. Dottore Basta, di solito sentiamo parlare di dieta del minestrone, dieta del gelato, la detox, ce ne sono veramente tante, più che altro sono diete fai da te che poi provocano inevitabilmente quel disastroso effetto yo-yo, quindi io perdo immediatamente quei 5, 6, 7 kg, ma non appena tocco un alimento diverso da quello che era in quel regime ristrettissimo, quasi praticamente da piangere, ne riprendo quelli che ho perso e il resto. Sì, perché purtroppo queste diete troppo restrittive a lungo andare non portano a un mantenimento costante del peso in salute o dell'obiettivo preposto. Ecco, quando si fanno queste diete la prima cosa che viene persa sono i liquidi, il glicogeno muscolare, quindi i muscoli si sgonfiano e a lungo andare viene persa, ecco, massa magra. La massa grassa, mangiando troppo poco, non viene via. Ecco, quello che si rischia in queste diete più che altro restrittive sono dannosi deficit nutrizionali, perché ovviamente mangiando troppo poco e magari restringendo troppo la varietà alimentare si ricade in questi deficit nutrizionali che possono avere comunque conseguenze dannose sulla salute. E poi ovviamente ricominciando a mangiare magari in maniera diversa o fuori con gli amici, ecco, questi chili che sono stati persi velocemente, perché i liquidi e il glicogeno muscolare vengono via velocemente, successivamente vengono riacquistati e molte volte con gli interessi. E non se ne vanno più. No, perché purtroppo anche questo effetto yo-yo mette a rischio anche la salute cardiovascolare. Recenti studi dimostrano come, ecco, uno studio dello scorso anno pubblicato sul Journal of American Nutrition è stato visto come chi perde peso più di 4 kg, diciamo, nei 6 mesi per poi riacquistarli nei 6 mesi successivi ad aumentato rischio cardiovascolare rispetto agli altri. Quindi questo effetto yo-yo non produce effetti positivi al nostro cuore e bisogna prestare molta attenzione, anche perché, ecco, probabilmente è per i livelli glicemici che variano e fluttuano in questo arco di tempo, e anche per la pressione del sangue che spesso varia. Quindi l'approcciare in questo modo non è sicuramente il modo esatto. Parleremo di qualche altro falso mito fra poco, ma abbiamo in diretta un altro telespettatore. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, con chi parliamo? Io mi chiamo Lara e telefono da San Marco Argentano. Benvenuta. Colgo l'occasione per salutare il dottore Basta, che è stato un professionista che mi ha salvata, perché proprio in riferimento a quello che stavate dicendo, io ho trascorso un periodo poco felice in salute lo scorso anno, dovuto a troppo sport e poco mangiare, cioè mangiavo pochissimo, pertanto anziché dimagrire ingrassavo. E alcuni medici mi avevano tolto la farina bianca, accusando che fossero intolleranze e quant'altro. E poi, guardando proprio la vostra trasmissione, ho avuto la possibilità di ascoltare un intervento del dottore. Pertanto mi sono recata e
mi sono recata nel suo studio e lì è uscita fuori la diagnosi ed era proprio dovuta che non avevo assolutamente nessuna intolleranza alimentare e che poi tutto praticamente ha iniziato a darmi una dieta dove mangiavo tantissimo rispetto a quelle che erano le calorie che ingerivo e io sto ritornando e sto riprendendo la mia vita in mano e lì i valori, durante il periodo che stavo poco bene, i valori di glicemia, colesterolo, trigliceridi erano alterati. bassissimi. No, erano bassissimi perché non mangiavo più, facevo solo sport e nessuno mi diceva che facendo troppo sport avevo una corporatura da atleta, quindi dovevo ingerire determinati alimenti costanti. E quindi io ero arrivata che non ero più autonoma, nel senso avevo bisogno anche di una compagnia per camminare, andare a viaggiare, perché mi sentivo, crollavo. Io camminavo con la Coca-Cola dietro perché comunque ogni volta che avevo il calo subito la prendevo. Adesso invece mi diceva sta rientrando nella normalità, quindi sì, allarme grazie rientrato. Grazie ad una dieta equilibrata e soprattutto ad un'educazione alimentare dove io ora so quello che devo mangiare, posso mangiare tutto perché non sono intollerante a niente, non sono assolutamente celiaca e sono tornata quella che ero prima. Perfetto, quindi grazie alla vostra trasmissione, grazie al dottore Basta che mi ha resa felice di nuovo. Siamo davvero contenti per lei, grazie per la sua testimonianza. Ma si figuri, è stato un piacere. Dottore Basta, la telespettatrice ha introdotto un altro dei falsi miti che appunto avevamo deciso di sfatare, appunto questa moda dell'intolleranza al glutine o della supposta celiachia. In tantissimi adesso pare che stiano prendendo d'assalto, nonostante i prodotti gluten free siano anche notevolmente cari sul mercato, in tanti ritengono di essere appunto... Molti addirittura comprano questi prodotti senza glutine con la speranza di dimagrire più velocemente. Ma è tutt'altra la questione. Gli studi dimostrano come coloro che mangiano senza glutine, senza una reale necessità, e la necessità in questo caso nel 99,9% delle volte si chiama celiachia, dove l'eliminazione del glutine rappresenta la vera e propria terapia. Ecco, in questi casi tendono ad avere anche un aumentato rischio cardiovascolare, quindi mangiare prodotti senza glutine, senza la necessità reale, porta anche ad aumentare non solo il rischio cardiovascolare ma anche di peso, perché comunque il glutine in questi alimenti viene sostituito con conservanti, con quantità maggiori di grasso e purtroppo quando si vanno a introdurre determinati alimenti sono anche a più alto indice glicemico, quindi non hanno un impatto glicemico positivo da questo punto di vista. Vogliamo specificare, mi perdoni se lo interrompo, che tutto ciò che ha a che fare con le diete, con la nutrizione, con l'alimentazione, deve avere sempre una base medica. Anche il fatto stesso, mi rivolgo ai telespettatori che cortesemente ci hanno chiamato per raccontarci la loro esperienza. Molti di noi, quando magari vanno dal nutrizionista e poi si trovano bene, tendono, sbagliando, a dire ma non c'è niente, ti passo la mia dieta. Non si fa. No, ecco, assolutamente, perché innanzitutto quando viene stilata una dieta, tutto parte da misurazioni comunque antropometriche che riguardano anche un'analisi della composizione corporea, una stima del metabolismo basale, viene valutata attraverso un'anamnesi fisiopatologica viene valutata anche l'eventuale presenza di patologie o di condizioni fisiologiche particolari, viene valutato lo stile di vita, viene valutato il dispendio energetico, sono tante le valutazioni che si fanno. È ad personam la dieta. Esatto, è un po' come un vestito, nel senso che è personalizzata, è individualizzata. Ovviamente quando si va autonomamente alla ricerca del colpevole del proprio aumento di peso,
nelle intolleranze, in una potenziale celiachia, nel fai da te, ecco, tutto ciò è un qualcosa di sbagliato fondamentalmente, perché tutto ovviamente deve partire dal gastroenterologo. Ecco, chiariamo le figure. Il gastroenterologo si rende conto di una potenziale allergia e in combinazione con un allergologo ovviamente e anche poi con il nutrizionista tende a migliorare l'aspetto nutrizionale di quella persona. Ma quando noi, ecco, per quanto riguarda tutti questi test che esistono sulle intolleranze alimentari, la comunità scientifica è abbastanza sicura sul fatto che non siano validabili dal punto di vista scientifico. Non esistono prove scientifiche a sufficienza per dire che questi test possano individuare una reale intolleranza. C'è poi, ecco, da chiarire il fatto che un'intolleranza non è un'allergia, sono due cose completamente differenti, perché l'allergia è immunomediata, quindi ecco, nell'allergia viene coinvolto il sistema immunitario, c'è una reazione del sistema immunitario. Nell'intolleranza invece, ecco, può essere di diverso tipo, però non è immunomediata, non interviene il sistema immunitario e può essere ad esempio da deficit enzimatico. L'intolleranza più comune è quella al lattosio, per l'assenza della beta-galactosidasi, che porta ovviamente a una mancata scissione del lattosio a livello intestinale, e questa ovviamente la si ha progressivamente aumentando con gli anni nella vita, perché ovviamente è una cosa che è abbastanza diffusa ed esiste anche un metodo per stimare questa intolleranza al lattosio, ed è il breath test. Attraverso il breath test, il test del respiro, viene individuata una potenziale intolleranza. Tutti gli altri tipi di intolleranze, il test citotossico, i vari test in vitro, non sono validati scientificamente e appunto possono anche trarre in inganno nel fai da te, magari portando all'eliminazione di alimenti che invece possono avere un valore nutrizionale importante. C'è un'altra cosa che sinceramente poi sarà che insomma da mediterranea a me piace tanto, che è la dieta mediterranea. Questa mi sembra insomma un argomento serio da affrontare. La dieta mediterranea direi che è anche da calabresi, ecco, è un qualcosa di cui vantarci, perché comunque la dieta mediterranea ecco, è nata in Calabria, è nata soprattutto a Nicotera, dove appunto nel 7 Country Study c'era uno studio pilota che era condotto proprio a Nicotera, e a Nicotera negli anni 60 c'erano i minori tassi di patologie cardiovascolari di tutta Europa, insieme a Creta all'epoca, e quindi diciamo il tutto nasceva in Calabria un tempo, e sembra un paradosso che oggi la Calabria sia tra le regioni con il più elevato tasso di obesità e di patologie croniche d'Italia. Cosa c'è che non funziona più nelle nostre tavole? C'è che la dieta mediterranea di una volta è completamente differente dalla concezione di dieta mediterranea moderna, nel senso che sono aumentati con il tempo, ecco, è aumentato il consumo ad esempio dei cereali raffinati, quindi della pasta di farina bianca, del riso, ma anche delle carni, è aumentato rispetto agli anni 60 il consumo di carne, si è ridotto quello di verdura, di legumi. La maggior parte, ecco, delle persone non introduce quantità sufficienti di fibre attraverso frutta e verdura, e tutto ciò a lungo andare può avere influenze positive negative non solo sul peso, ma anche dal punto di vista metabolico, e senza, ecco, considerare l'impatto negativo sul microbiota intestinale. Perché questo è un altro ambito veramente molto importante e che molti sottovalutano, perché ecco, i batteri, i 38 trilioni di batteri che vivono nel nostro organismo, la maggior parte a livello intestinale, rappresentano un vero e proprio organo, è da considerarsi un organo per come si comportano a livello metabolico, e non nutrirli nella maniera adeguata possono, ecco, diciamo in parole povere, scombussolare un po' la situazione, possono alterare vie metaboliche e predisporre anche all'aumento di peso. Gli studi dimostrano come i soggetti obesi hanno un microbiota differente dai soggetti normopeso, e anche tantissimi altri studi stanno evidenziando come il ruolo del microbiota intestinale, ad esempio, nel rischio delle patologie autoimmuni.
Quindi come me lo posso fare amico io il mio microbiota? Mi faccia Apportando capire. sicuramente più fibre attraverso un consumo maggiore di frutta e di verdura. È importante perché ecco, le fibre che noi introduciamo nutrono i batteri, parte dei batteri che fanno parte del nostro microbiota, che producono appunto dei composti che sono protettivi, sia dal punto di vista metabolico, ma anche ad esempio sull'epitelio intestinale. È stato visto come il butirrato, che è un acido grasso a catena corta prodotto dal microbiota intestinale, sia protettivo nei confronti del tumore al colon. Quindi l'equazione è mangiare più frutta, più verdura per avere un minore rischio di carcinoma al colon, ed è così. A proposito di frutta, dobbiamo sfatare un altro falso mito, perché in molti dicono è vero, non è vero mangiare la frutta a fine pasto o mangiarla quando viene il famoso languore di stomaco perché così smorzo l'appetito. Come ci si deve comportare con la frutta nell'ambito appunto del morso della fame? Dipende, perché comunque stiamo parlando di un alimento fondamentale che deve far parte dell'alimentazione giornaliera. Ve lo chiedo perché molti mi sento dire non lo mangiare a fine pasto perché fermenta, è vero? Allora, per fermentare un frutto a pH 2, che è quello gastrico, vuol dire che siamo messi malissimo dal punto di vista ecco, infettivo, perché la fermentazione avviene attraverso i batteri. Se i batteri fermentano a pH 2 vuol dire che stiamo veramente male, c'è qualcosa che non va al di là della fermentazione. No, in realtà, ecco, la frutta può essere importante dopo il pasto perché innanzitutto le fibre all'interno riescono anche a rallentare il potenziale picco glicemico postprandiale. Inoltre io la consiglio sempre dopo i pasti perché è un veicolo di vitamina C. Che significa? Vitamina C dopo i pasti significa anche maggiore assorbimento di ferro. La vitamina C comunque va a promuovere, a migliorare l'assorbimento di ferro, e quindi mangiare dopo il pasto la frutta può agevolare il tutto. Mangiarla lontano dai pasti invece può risultare in un assorbimento maggiore da parte degli zuccheri, del fruttosio e del glucosio che sono contenuti nella frutta, e quindi avere un picco glicemico maggiore rispetto a consumarla appunto dopo il pasto, che significa che magari dopo un'oretta avrò di nuovo fame, fondamentalmente. Non è sicuro, però c'è un'aumentata probabilità. Quindi io la consiglio sempre dopo i pasti. Sicuramente mangiare un chilo di frutta dopo il pasto sicuramente può far avvertire quella sensazione di pesantezza che è un qualcosa di differente, ma è legato comunque alla quantità di alimento ingerito. Qualche altro telespettatore tramite i messaggi Facebook mi ha chiesto: ma è vero che bevendo molto caffè accelero il metabolismo o comunque riesco a dimagrire? Perché secondo me uno si innervosisce, però insomma da profana mi viene da rispondere così. Il dottore invece, il medico, come risponde? Qui rientriamo in un altro falso mito, nel senso che quando si parla di metabolismo lento, metabolismo veloce, è un qualcosa che è un termine comunque che non è prettamente scientifico. Quando noi parliamo, ecco, il metabolismo di per sé rappresenta l'insieme di tutte le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro organismo ed è dato comunque dall'equazione, ovviamente, alimento ingerito e successivamente dispendio energetico. Ecco, tutto ciò, parlare di metabolismo lento, metabolismo veloce, non è nulla di comprensibile dal punto di vista scientifico. Il tutto, basti pensare che il metabolismo basale rappresenta l'energia che necessita l'organismo per esplicare le funzioni vitali, respirazione, circolazione, pensiero, e diciamo il 60% di questo metabolismo basale corrisponde alla presenza di massa muscolare. Quindi se si vuole realmente accelerare il metabolismo bisogna aumentare un po' la massa muscolare fondamentalmente per aumentare questo tipo di energie che sono richieste dall'organismo. Ovviamente poi esistono dei cibi che hanno un effetto termogenico, che significa che quando introdotti nell'organismo, l'organismo spende più energie per metabolizzarli. Allora lì è un altro tipo di discorso. Ovviamente
Ecco, il caffè cosa può fare? La caffeina è uno stimolante e può favorire anche l'aumento indiretto, ad esempio, dei livelli glicemici. Quindi in questo modo va a essere intaccato il glicogeno muscolare in primis per poi aumentare i livelli glicemici. Parlare di metabolismo lento, veloce, in questo caso non ha molto senso. Ovviamente è consigliabile, ad esempio, evidenze scientifiche dimostrano come un caffè prima per gli atleti di un esercizio fisico possa migliorare la performance. In questo caso sì, sia appunto per la stimolazione adrenergica e anche per rendere biodisponibile il glucosio dai depositi di glicogeno, quindi da quel punto di vista può essere molto utile. E poi ci sono quelli che dicono io mangio light e quindi posso mangiare di più. È il fatto che light non sempre corrisponde ad alimento salutare, ecco, perché oggi esistono tanti alimenti che si ritrovano con claim come senza grassi, per esempio molti formaggi sono light, ma ciò non significa che possiamo abusarne e soprattutto è tutto il resto che mangiamo nell'arco della giornata che ovviamente va ad influire anche. Ad esempio si pensa troppo poco agli zuccheri aggiunti. Va bene? Se da una parte sono stati tolti i grassi, dall'altra spesso non si guardano mai, ho notato anche che molti non prestano particolare attenzione alla presenza di zuccheri aggiunti e gli studi hanno evidenziato come nell'aumento di peso gli zuccheri aggiunti possano influire molto negativamente, quindi in tutto ciò bisogna prestare attenzione. A proposito di zucchero, dottore, perché mi viene poi in mente le associazioni sempre per vita vissuta, ovviamente per quello che vedo fare anche spesso nei bar, zucchero di canna, zucchero raffinato, saccarosio, le differenze, e poi è vero che lo zucchero di canna non è davvero zucchero di canna ma è zucchero tostato, se ne sente di ogni. Fondamentalmente, quando si va, innanzitutto premettiamo che è sempre zucchero, quindi comunque sia avremo comunque un picco glicemico dopo l'assunzione di questo tipo di alimento. Sicuramente con lo zucchero di canna reale, integrale, avremo un picco glicemico inferiore rispetto allo zucchero raffinato, al saccarosio, lo zucchero bianco. Però è vero anche che in commercio non troviamo, nei bar spesso non troviamo lo zucchero di canna integrale, ma troviamo comunque uno zucchero che viene tostato e la tostatura è data proprio non è altro che caramello. Se noi mettessimo a cuocere lo zucchero, fondamentalmente, che succede? Diventa un po' più scuro ed è quello che da oggi non le prenderemo più le bustine di zucchero di canna al bar. In realtà esistono, ad esempio, esistono i posti invece dove c'è lo zucchero di canna integrale che è sicuramente migliore, però rimane sempre zucchero. Esiste anche una varietà che sembrerebbe migliore. Uno studio malesiano ha evidenziato come lo zucchero grezzo di cocco possa avere ancora un indice glicemico minore rispetto allo zucchero di canna grezzo. Sta di fatto che comunque vanno ad aumentare tutti i livelli di glicemia nel sangue, quindi sicuramente per un paziente comunque in sovrappeso, obeso o con insulinoresistenza e con sindrome metabolica non è consigliabile un abuso. Dottore Basta, lei ci aveva portato anche delle slide da mostrare, invece il tempo sta scorrendo così velocemente, stiamo parlando davvero di tante cose e quindi mi spiace non aver potuto avere il tempo in modo di mostrarlo anche ai nostri telespettatori. Fra i vari anche falsi miti c'è chi appunto dice ma io sono a dieta, dobbiamo chiudere, giusto una cosa al volo, in 30 secondi bisogna rinunciare anche all'alcol in dieta? Dipende, più che altro il vino rosso 100 ml al giorno possono essere positivi da un punto di vista di protezione cardiovascolare. L'abuso di alcol assolutamente no.
non è assolutamente consigliabile sia per l'aumento di peso che per l'intera salute dell'organismo. Allora, insomma, possiamo ancora brindare con un buon bicchiere di vino rosso. Assolutamente sì. Io la ringrazio veramente per Grazie. essere stato qui con noi, ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito anche in questa puntata di Linea Rovente. Per quanto mi riguarda l'appuntamento è fissato alla prossima settimana. Io vi lascio naturalmente in compagnia della programmazione della Rete. Alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.